Benvenuti amici di Funner alla Stella Azzurra, 13ª giornata di Serie A2, girone 2. Questa sera si sfidano Moccia Friend contro Dia Solution. Moccia Friend, Moccia in completo bianco, attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi. Il Dia Solution in completo nero attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi. Sarà il Moccia a battere. Si inizia. Attaccato alle spalle, prima di messa laterale in favore del Dia Solution. La sponda di petto, non trova il compagno, allora può ripartire il Moccia. Palla subito per il numero 10 Pea, attaccato alle spalle, la difende bene, guadagna una rimessa laterale in zona d'attacco. Buono il lavoro di Pea Gianluca, 6 gol per lui fino ad ora. La mette giù il numero 14, attaccato alle spalle, la scarica per il compagno che la gestisce bene dall'attacco. Ribattuto il cross di Asta, attaccato subito giocatore del Dia Solution da Baroni. Gambuti, lancio lungo a cercare il compagno. Si trattava del numero 11 Rondina. Valentini prova ad andarsene, fermato. Buona la palla per Pea che prova a caricare il destro, non ci riesce. Rimpallo favorisce il giocatore del Moccia. Sinistro dalla distanza del numero 14 Rocchi. Rimessa in favore della Moccia Friend. Palla per Pea. Palla sempre per il numero 10 Pea che carica il destro. Gambuti disimpegna bene e allontana il pericolo. Ma hanno rimasto solo. Palla buona per il numero 29, attaccato da 3 avversari, si gira bene. Palla per il numero 20 che tira con il destro. Nessun problema per il numero 1 della Dia Solution, Pividori Gianluca. Palla in avanti, buona per Valentini. Rimette Mancini. Centralmente adesso il Dia Solution. Allarga sulla sinistra, intercettato il pallone dal numero 4 Asta. Allora rimessa laterale in favore della Moccia Friend quando siamo giunti al quinto minuto di gioco, risultato fermo sullo 0-0. C'è spazio sulla destra, attacca il Moccia Friend, palla per Pea, un po' lunga, la riesce comunque a controllare
C'è il numero 14 che prova la conclusione con il sinistro, che finisce altissima. La conclusione di Rocchi. Chiede l'1-2. Ribattuto adesso la conclusione. Riparte a gran velocità il numero 7 attaccato alle spalle. Fa tutto da solo il numero 23. Cross ribattuto. Conversano. Buona l'azione del numero 23 in velocità. Rocchi con le mani. Fa ribattere l'arbitro Stefano Tichetti. Conclusione di prima intenzione del numero 20 che finisce alta. Ci ha provato Baroni. Lancio lungo, cercare direttamente l'attaccante, intercetta tutto, il numero 14. Numero 23 serve il numero 10 Pea, prima occasione per il Moccia Frendala al 7° minuto. Primo calcio d'angolo. Cross teso in mezzo, va a liberare la difesa della Dia Solution. Lascia scorrere Amatori. Con le mani va a battere Sega Emanuele. Baroni. Porta palla il capitano del Dia Solution. Centralmente per Valentini, il capocannoniere del Dia Solution e di tutta la Serie A2 del girone 2 della Stella Azzurra. Tentato la percussione. Rimette Mancini, corto, viene a prendere il pallone Conversano. Rocchi, va a lungo Rocchi a cercare il numero 10, la sponda è buona per il numero 23, irruento l'intervento di Conversano. Gambuti ha subito il fallo da Conversano. Sguardo in avanti, verticalizzazione a cercare l'attaccante. Prova a mettere giù Valentini, ancora la gestione del numero 10 Tamburlani. Fallo in favore della Moccia Fisiomed, battuto velocemente, palla per Pea. Deve ribattere il Moccia sulla palla Baroni per Sega. L'azione del numero 4 che prova a mettere in mezzo il pallone ribattuto. Allora contropiede della Dia Solution che apre le formazioni. Allora Valentini centralmente, gliela ridà. Ancora palla per Valentini, la senza numero. Fallo su di lui, di Conversano. Posizione invitante per la conclusione, forse del numero 9 sul pallone Battistini.
Battistini, ribattuto. Si dovrà ripetere il calcio di punizione. Si è mossa troppo in anticipo la barriera. Sulla palla anche Bargellini, la toccherà per Battistini. Va col destro Battistini, ribattuto ancora una volta. Gambuti. Sbagliato il passaggio in verticale, c'è il numero 20 che prova la conclusione direttamente in porta. Cambio di gioco a favore di Valentini. Porta bene palla, Valentini riscarica per il numero 10 che prova il lancio lungo per il numero 8. Si trattava di Bargellini. Provato il cambio di gioco invece il capitano Tamburlani, Filippo. Avanza Sega, ancora all'indietro. Rocchi. In avanti per Pea, che non può raggiungere la sfera. Li mette Pividori. Ancora Tamburlani. Palla per Valentini. Intercettato il dribbling di Valentini. Allora può ripartire il Moccia con Rocchi. Allarga bene per Conversano. Sguardo in mezzo di Conversano a cambiare il gioco. Palla in mezzo, intercettata da Tamburlani che riparte a gran velocità, attaccato alle spalle. Non riesce a servire bene il compagno che era davanti a lui. Rimessa lunga, attaccato alle spalle Pea, c'è fallo da posizione invitante. Posizione ottima per il destro di Pea. Pea proverà il destro a giro verso la porta di Pividori. Gianluca Pea sul pallone, carica il destro, invece serve il compagno sulla destra, prova il destro dalla distanza, Pividori la toglie dal set. Tanto il numero 1 Beccaccioli ci porta anche la pizza. Cross in mezzo per Pea che va a segnare il vantaggio del Moccia Friend che arriva al 14° minuto di gioco. 7° gol per Gianluca Pea in campionato. 14° di gioco. Moccia Friend sblocca il risultato 1-0. Valentini direttamente dalla centrata. La prima in classifica, sorpresa in svantaggio in questo primo tempo alla Stella Azzurra. Prova il dribbling il numero 11 Rondina. C'è il calcio d'angolo per la compagine in maglia nera arancio. Cross in mezzo teso, c'è il colpo di testa del numero 10 Tamburlani. Il capitano porta subito sull'1-1 il Dia Solution. Bello lo stacco di testa del capitano Tamburlani a rimettere in pari le cose. Pea dalla centrata. Non solo la pizza, anche la birra. Grandioso. C'è il contropiede della Dia Solution, va sul destro, risponde il portiere, non irresistibile il destro del numero 8 Bargellini.
che ha trovato la risposta pronta di Mancini. Corta per Rondina. Fuori per Bargellini. Valentini col sinistro deviato 2 volte. Stava per diventare pericoloso il tiro di Valentini, il capocannoniere di questo Dia Solution, con 12 gol all'attivo. Il senza numero del Dia Solution, secondo solo al bomber di Girolamo, il Tony Ponzi. Palla sempre per Valentini. Sbagliato il suggerimento in avanti, allora Pea. Palleggio elegante di Gianluca Pea. Non altrettanto elegante il controllo del numero 4 che perde il possesso. Rocchi. Conversano, numero sul diretto marcatore, mantiene il possesso del pallone, palla per Pea. Scarico per il destro di prima intenzione del numero 20. Si trattava di Baroni. No. Oh, ma magno della... Grande. Grandioso. Bargellini. Rocchi per il destro di Pea. Il numero 10 stava per sorprendere Pividori. Bargellini. Gambuti scambia con Orlando. Ancora Gambuti. Lancio in profondità. A cercare Rondina che non può raggiungere la sfera. Allora rimessa dal fondo per il Moccia Friend. Siamo giunti al 17esimo di questo primo tempo. 1-1 il parziale. Carica i suoi Valentini. Palla per lui, si accentra e va sul sinistro, il suo piede. Palla per il numero 2 che mette al centro di prima intenzione. Troppo lungo. Il cross di Orlando non era sicuramente facile, ma al centro non c'era nessun compagno. Li mette lungo con le mani, Conversano, ottimo il controllo. 2 su di lui, deve indietreggiare, intercettato il passaggio da Valentini. Si accentra il numero 7. Prova a concludere, colpisce male Di Michele. Siamo già dall'altra parte. Prova a scodellare in mezzo per Pea. Time out chiamato dalla panchina di qualcuno. Trovo uno spicciolo, c'hai male, lo pongo l'olio. C'è pure un euro. Ma sono riusciti a vincere, sai? Io non ho seguito bene. Ho rubato, eh? Il portiere ha fatto la guaglia. Oddio. Nella nostra postazione possiamo osservare anche Alessandro Salvati sull'altra torretta di schiena, il barbone numero 1 della Stella Azzurra. Ormai lo prende per il culo anche Brina. Numero 1 si riprende a giocare al centrale della Stella Azzurra. Mette giù bene Valentini, scarica e fa salire il numero 8, suggerimenti in avanti per il numero 9 Battistini, che non riesce a girare in porta il pallone a calcio d'angolo in favore del Dia Solution. Sul pallone il numero 7 Di Michele.
Cross teso, può liberare appostato il numero 4 sul primo palo. Pea scodella, alto un campanile, lo raggiunge Gambuti. L'ultimo tocco è proprio di Pea. Allora rimessa in favore del Dia Solution quando siamo giunti al 19esimo. Attaccato alle spalle dal numero 20 Battistini. Gambuti. Pallone in mezzo, libera bene il pericolo Amatori. Rocchi conquista il fallo laterale. Può respirare la difesa della Moccia. Rocchi trova Pea che sponda per Conversano. Ancora palla per Pea che non riesce a controllare. Palla buona per il numero 20. Si immola il capitano, però palla ancora per il Moccia. Cross in mezzo per Pea che si coordina. Non riesce a trovare l'impatto giusto con la sfera. E allora rimessa dal fondo. Tamburlani. Valentini. Buona la giocata di Battistini di prima. Attaccato ancora Battistini. Era difficile trovare lo specchio da quella posizione. Ci ha provato comunque Battistini. Si è un po' bloccata adesso la partita, non riescono a essere più incisive le due formazioni. La trama di gioco è sempre il lancio lungo a cercare gli attaccanti. Si lotta a centrocampo, ne esce fuori il Moccia Fende per un attimo, rinviene però Valentini per il Dia Solution. Ancora palla per il portiere che va a rimettere corto per il numero 19. Un tesoro veramente Vilco Beccaccioli. Si gira Pea, toccato. C'è fallo da posizione centrale per il destro di Pea. Fischierà Stefano Tichetti. La rincorsa di Pea e di Baroni. Si allontana Pea. Allora il solo Baroni. Rincorsa di Baroni ma col destro a giro. Debole, si perde sul fondo. Rimette velocemente per Valentini. Si gira Valentini, va sul sinistro, prova ad allargare. Deviato il suggerimento, allora fallo laterale in zona d'attacco per il Dia Solution. Va a rimettere Rondini, impreciso. E allora la palla torna in possesso del Moccia. Rocchi. Baroni in avanti per Pea, che stoppa bene, non si capisce con Conversano. E allora rimessa per il Dia Solution. Di Michele attaccato efficacemente dal numero 20 Baroni. Si gira bene Valentini. Gambuti. Ancora il numero 7 in possesso. Palla per lui. Di Michele. Una serie di fitte, attaccato da due avversari, perde il possesso. Può completare il disimpegno. Il lancio direttamente su Pea. Lungo. Ammonito il numero 19. Si tratta di Amatori. Pividori a rimettere
per Tamburlani, trova il sinistro di Valentini di prima intenzione, trova il legno, il sinistro di Valentini vicino al vantaggio e al suo 13° gol personale. Valentini, Tamburlani attaccato efficacemente dal numero 4. Può ripartire il match a friend, adesso 3 contro 1, sponda di prima intenzione per Conversano che va col sinistro a incrociare, diventa un assist per Pea, intervento di Pividori sul pallone. Non c'è assolutamente nulla e allora rimette per il numero 11, Rondina. Valentini, ancora per Rondina, se ne va Rondina, buono il numero, prova a mettere in mezzo per il numero 8 che si mangia un gol fatto. Davanti al portiere, lasciato solo, chiara occasione da gol che arriva alla fine di questo primo tempo. Bargellini, Manu! Manu! Lele! Tutti! Tutti! Apposta, dico che stavo qua. Deve scendere rosico. no, è calma, è calma. No, perché già comincia a sentire stacco. Sì, Stacco, questo per ragazzini non vale. è vero? Io no, metto Vabbè, certo, dai. quando te c'è tutti che succede questa cosa. Solo su Fanner tutto ciò. Baroni proverà a mettere in mezzo il pallone dalla 3/4. Va Baroni con il destro di potenza, basso, respinge la barriera. Fine primo tempo, punteggio fermo sull'1-1. Tutto pronto per questo secondo tempo, batterà il calcio d'inizio il Dia Solution, punteggio parziale fermo sull'1 pari. Il numero 9 direttamente da centrocampo ci mette una pezza. Mancini. Grazie. Battistini a battere questo calcio d'angolo lungo sul secondo palo, troppo lungo. Ora rimessa in favore del Moccia, se ne incaricherà la battuta Rocchi per Baroni. Attaccato il numero 3, rischia tantissimo, perde il possesso, c'è il sinistro, ci ha provato il numero 8 Bargellini. Rocchi lungo a cercare sempre Gianluca Pea. Era difficile trovare la sponda per il compagno. Lancio che trova il compagno Valentini. Bargellini, attaccato alle spalle da Baroni, scarica all'indietro. Sicuramente il vento di questa sera, la Stella Azzurra, non aiuta. Va a rimettere Mancini. Baroni viene incontro. Serve bene Pea, che mette giù e allarga bene sulla destra per il numero 3. Baroni. Per Rocchi. Adesso è buona la trama del Moccia Friend che guadagna metri. Interviene il capitano Tamburlani, senza paura il numero 3 a contrasto. Palla ancora per il capitano che mette giù bene e guadagna una rimessa laterale.
in zona d'attacco. Grande Tamburlani. Destro dalla distanza, ribattuto. Palla però ancora buona per il Dia Solution. Prova il destro che va alto sulla porta di difesa da Mancini. Palla per Pea che mette giù e difende bene con il corpo. Rimessa per il Dia Solution, è stato, anzi no, per il Moccia Friend. Destro dalla distanza del numero 20. Sul fondo può rimettere Pividori. Tamburlani. Sbagliato il suggerimento al centro, c'è l'occasione per Pea che mantiene il possesso e scarica però male Tamburlani. Pallone al centro, si gira bene il numero 9 che prova a servire il compagno. Attenta alla difesa del Moccia. Partono sempre dai piedi di Tamburlani le azioni del Dia Solution. Lascia scorrere intelligentemente per Valentini che prova il sinistro dalla distanza. La risposta attenta di Mancini. Tamburlani per Rondina. Ancora Rondina. Tamburlani attaccato dall'avversario, rinviene sul pallone, c'è anche fallo però. Sembrava aver preso il pallone il numero 11 Rondina. Giudicato falloso l'intervento. Baroni per Conversano, se ne va Conversano, palla per Pea, provato a servirla al centro dell'area, poteva anche concludere il numero 23 Conversano. Tamburlani, lancio per Valentini che non può raggiungere il pallone. Conversano, Rocchi, Amatori, ancora per Rocchi, prova a ragionare il Moccia Friend. Tra le linee Conversano, non riesce l'appoggio, allora Dia Solution, c'è spazio qui sulla sinistra, attaccato alle spalle da Conversano, ha atteso troppo per il passaggio, se ne va Conversano, palla per Pea, prova a ridargliela Pea, attento Gambuti. Sembrava non essere uscito il pallone. Pucciarelli a rimettere per il Moccia Friend in zona d'attacco. Baroni riappoggia per Pucciarelli. Tamburlani, sguardo in avanti. Serve corto. Prova a fraseggiare adesso il Dia Solution. Battistini. Ancora allarga per il compagno che scarica dietro per il capitano Tamburlani. C'è spazio al centro per il numero 8 che scarica a destro dalla distanza e trova il vantaggio. Al 7° minuto di gioco il Dia Solution con il numero 7 Di Michele. È stato Bargellini a portare in vantaggio grazie al suggerimento di Mirko Beccaccioli. Sull'iPad si vede veramente male il numero sulla schiena. Prova il sinistro dalla distanza.
Tamburlani, ribattuto. Di Michele, viene incontro Rondina. Andrà al cross in mezzo. Respinge la difesa della Moccia. Retropassaggio pericoloso di Bargellini. Efficace. Dai, va bene, dai. Rimette Ceccarelli per il Moccia. Lungo a cercare sempre Pea. Prova Baroni con il sinistro al volo. Tamburlani. Buon il lavoro di Battistini. Bargellini. Forte il vento questa sera alla Stella Azzurra. Conversano anticipa il compagno Pea. Prova a controllare Ceccarelli. Rimessa in favore del Dia Solution. Se ne va il numero 7. Palla buona per Valentini che prova l'assist di tacco. Rocchi disimpegna direttamente su Pea. C'è fallo su Gianluca Pea all'altezza del centrocampo. Dia Solution in vantaggio con il destro di Bargellini. Baroni proverà forse la conclusione verso la porta di Pividori. Baroni, destro di potenza, deviato. Calcio d'angolo. Pea sul pallone. All'indietro per il compagno Baroni. Prova il destro di prima intenzione, non colpisce al meglio. Faccio il tempo dalla prima e seconda partita. Un pezzo pure. Ho vinto all'ultimo. 4-3. Vai, o 3-2. 3-2. 3-2. Si riprenderà a giocare quando siamo giunti al 12° minuto del secondo tempo. 2-1 per il Dia Solution. Rocchi. Sega adesso al centro della difesa del Moccia. Palla per Pea, anticipato. Fa valere il fisico Pea e va con il sinistro. Ribattuto. Completa il disimpegno il portiere. Baroni. Conversano. La finta di Conversano che va sul destro. Allarga o almeno ci prova per il numero 3 Pucciarelli. Tamburlani. Palla per Valentini.
Trova il numero Valentini. Pea. Controlla bene il palleggio di Pea. Allarga su Rocchi. Prova il cross di prima intenzione Rocchi, che non trova la coordinazione. E allora rimessa per Pividori. Tamburlani. Non trova il compagno. Siamo già dall'altra parte. Palla per Conversano, che non riesce ad agganciare. Valentini. Posizione interessante per il sinistro di Valentini. Che va con la rincorsa lunga. Vediamo cosa farà Valentini. Il sinistro trova la barriera. Palla buona per Pea, che si gira. Protegge bene il pallone Pea. Ancora in possesso. Va all'indietro su Baroni. Prova il destro dalla distanza. Baroni copre bene il primo palo. Pividori. Battistini. Si è venuto a prendere il pallone in difesa. Battistini. Rondina. Non riesce a mantenere nel rettangolo di gioco. E allora Rocchi. Pea. Anticipo Valentini. Sinistro di Valentini, che per poco non trova il 3-1. Rocchi. Pucciarelli all'indietro su Mancini, che larga su Rocchi. Perde il possesso il Moccia. Battistini. Gambuti. Rondina di prima per il compagno, che anticipa bene il marcatore. Buona l'azione di Di Michele. Mancini. Baroni. Rocchi. Sbaglia il passaggio Rocchi, recupera però bene la posizione. C'è fallo però in favore del Dia Solution. Valentini sembra voler provare ancora la conclusione. A Valentini, forte, deviato il suo tiro, e allora il Dia Solution si porta sul 3-1, la conclusione deviata di Valentini. Doppio vantaggio che giunge al 16° del secondo tempo. 3-1 per il Dia Solution, sfortunata la deviazione per il Moccia. Rocchi. Conversano. Ancora Rocchi. Cross in mezzo per Pea. Libera la difesa. Mette giù bene Battistini. Forse con un braccio. E allora fallo per il Moccia. Asta. Se ne va Asta. Toccato da Bargellini. Vuole provarci Pea.
Dia Solution con i 3 punti di questa sera è virtualmente primo. Moscia prova la conclusione, Pea. Ancora fallo in favore del Dia Solution. Tamburlani, Battistini cerca l'1-2, lo ottiene, ancora Battistini, toccato in mezzo a 3 avversari, c'è fallo per il Dia Solution. Bargellini, rincorsa lunga per il numero 8 del Dia Solution. Ci prova Bargellini, ribattuto il tentativo, allora Conversano si gira, prova a servire Baroni, non ci riesce, ancora Conversano però, lascia scorrere Baroni, la rimessa è in favore del Dia Solution. Gambuti, Valentini, prova a prolungare, Pea, non controlla, allora Pividori rimette per Tamburlani, lancio lungo, mette giù dietro per Valentini, Rocchi controlla male il pallone, allora Valentini perde anche lui il possesso, l'azione di Conversano che prova a servire Pea, palla però per Tamburlani che prova ad allargare, era buona l'idea, c'era spazio per il numero 2 Orlando. Sega, Baroni, lancio per il numero 4 che stava per raggiungere la sfera, non era facile il controllo per Asta. Se ne va il numero 7, prova la puntata, azione calcettistica del numero 7, la risposta di Mancini. Baroni, anzi Pea, scusate. Rocchi, Conversano, ancora Rocchi. Conversano, sombrero di Conversano, ancora lui, anticipato da Tamburlani, fallo in attacco di Conversano, gioco pericoloso su Tamburlani. Bargellini, Valentini, sta già intercettato, palla per Pea che si gira, prova il destro, Pea fuori di un nulla. Valentini, lancio lungo, cercare Di Michele, anticipa Mancini, prova addirittura il tiro a sorprendere Pividori. Gambuti, Battistini, Gambuti, Di Michele anticipato, allora, per Conversano che se ne va, siamo dentro l'area di rigore, fermato Conversano all'ultimo da Gambuti, si gira Pea, ancora in possesso Gianluca Pea, attaccato fallosamente, non è facile togliere il pallone dai piedi di Gianluca Pea. Posizione
interessante per il destro di Gianluca Pea. Barriera a 3 per Pividori. Anzi a 4. Fa indietreggiare di qualche centimetro il direttore di gara. Tutto è pronto. Pea con il destro sulla barriera. Completa il disimpegno Gambuti. Mancini lungo. Gambuti. Lancio lungo a cercare Di Michele. Stacca Di Michele, c'è fallo però in attacco sul numero 3 Pucciarelli. Sega per Rocchi. Palla buona per Valentini. Prova la conclusione. Attento Mancini. Battuta velocemente. Pea. Centralmente Pea prova la puntata. Ribattuta la conclusione di Gianluca Pea. Palla in mezzo. Fa diventare interessante il cross per il numero 3 Mancini. Sta in avanti, non controlla Rondina. Valentini, Tamburlani in avanti per il compagno che stava per raggiungere. Si trattava di Bargellini. Sale adesso il Moccia. Asta, cross in mezzo per Pea. Il destro dalla distanza del numero 7. Asta. Ci prova Asta con la punta. Attento Pividori. Se buona la palla per Valentini. Va a rimettere in mezzo per il numero 9 che non riesce a girare in porta il pallone. Occasionissima per il Dia Solution. Conversano. Sega. Numero di Sega. Prova il destro dalla distanza. Ottima la conclusione che non è finita di molto alta sulla porta difesa da Pividori. Battistini mette giù benissimo. Attaccato Battistini. Mantiene il possesso del pallone. Allarga bene per il numero 2 Orlando. Però perde il possesso. Arriva adesso il triplice fischio dell'arbitro. 3-1 per il Dia Solution che con questi 3 punti si porta a 32. Prima il Dia Solution consolida la prima posizione della classifica.